Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo lunedì 23 gennaio per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Vi dico già che ci sono tantissimi fatti di cui vi dobbiamo dare conto dalla cronaca all'attualità. Vi dico già che ci sono diversi collegamenti con Vicenza, dove fra poco parlerà nella sede dell'Ordine degli Avvocati il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che come sapete è sotto attacco da giorni, soprattutto per quanto concerne le intercettazioni. Andremo poi a Venezia, in Aula Bunker, perché c'è un'importante operazione delle forze dell'ordine, 6 arresti nei confronti di pubblici amministratori, imprenditori, liberi professionisti. Il tema è quello della casa di riposo di Santa Maria di Sala, e poi a Codognè nel Trevigiano, dove c'è il governatore Luca Zaia. Tra l'altro lancio subito, immediatamente, il sondaggio di questa sera di Ring: stop intercettazioni sui giornali. Ha ragione Nordio, il tema è quello di cui vi parlavo poc'anzi. Se sì, il numero è quello in verde, 0422 1626 691, se no non ha ragione il ministro trevigiano della giustizia Nordio, 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito questa sera a Ring, in studio con il vice direttore Ferdinando Avarino, a partire dalle 21:15. Vi dicevo dunque Vicenza, dove da poco è arrivato il ministro alla giustizia Nordio. Ci sono i discorsi, diciamo così, di saluto delle varie autorità cittadine, del presidente dell'Ordine degli Avvocati, possiamo vedere del presidente del Tribunale. Fra poco parlerà anche il sindaco della città Francesco Rucco, che tra l'altro è avvocato a sua volta. Non so se possiamo sentire un po' l'audio, vediamo che cosa sta dicendo, che cosa si sta dicendo in questo momento. 3 attori interni sono stati storicamente gli attori interni del servizio di giustizia, ma adesso si è aggiunto un quarto attore principale, il Ministero, che c'è sempre stato, è sempre stato indispensabile, ma aveva un ruolo, vorrei quasi dire, defilato fino ad adesso. Invece il PNRR ci pone degli obiettivi molto ambiziosi, ci chiede dei risultati che sono ben altri rispetto a quelli che abbiamo visto. Sono risultati, l'ha detto bene il procuratore, che non si possono ottenere senza investimenti in materiale, in personale, in hardware, in software, tutto quello che serve. Faccio un esempio per tutti quelli che sono i punti cruciali in questo momento. Il codice di procedura penale nuovo, l'articolo 495, prevede che l'esame delle persone che rendono dichiarazioni nel dibattimento siano documentate integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. E se il decreto legislativo 150 in ottobre poneva l'obiettivo certamente non facile di realizzare tutto questo in un anno, il decreto legge del 30 dicembre di quest'anno ha accelerato, e quindi la ripresa audiovisiva diventa obbligatorio decorsi 6 mesi, non più un anno, dall'entrata in vigore del decreto. E quindi il 30 di giugno il Ministero dovrà disporre l'attrezzatura per adempiere all'obbligo di videoregistrazione. È un esempio piccolo anche questo, ma vale per molti aspetti toccati dalla riforma cartabia. Come potrebbe funzionare un processo penale se in questi 6 mesi non verranno forniti gli strumenti necessari per la videoregistrazione di tutti i processi? Per il salto di efficienza, di riduzione dei tempi di trattazione, di agibilità delle nostre aule, che sono spesso così adeguate da essere tristi, per questo salto di qualità che tutti noi desideriamo, non basta la volontà dei magistrati, degli avvocati, occorrono gli strumenti normativi e le dotazioni materiali che ci consentano di farlo. Di nuovo è necessaria la sinergia fra tutti gli attori del sistema. Quindi a nome dei magistrati, a nome del Tribunale di Venezia tutto, io ringrazio il Consiglio dell'Ordine, che
Allora, ora sta parlando il Presidente del Tribunale facente funzione, Tribunale di Vicenza, Lorenzo Miazzi. Come avete sentito, il riferimento al PNRR, alla vivibilità anche degli spazi interni al Tribunale, sta parlando dei videocollegamenti, della tecnologia basilare per l'efficacia dei processi penali e non solo. Tra l'altro, come sapete, c'è questa riforma Cartabia dall'inizio dell'anno che sta già esplicando i suoi effetti, soprattutto per quanto concerne la procedibilità d'ufficio di molti procedimenti, in particolare per i reati contro il patrimonio. Prima di Lorenzo Miazzi aveva parlato il procuratore Giorgio Bruno che aveva appunto fatto riferimento alle difficoltà legate alla carenza di personale, carenza di magistrati e anche di personale amministrativo. Questo è uno dei nodi centrali, perché si parla tanto di giustizia, ma poi la giustizia deve essere effettiva, deve essere portata avanti da uomini e donne. Sentiamo Carlo Nordio in diretta, possiamo trasmetterlo in diretta, grazie. Innanzitutto, Eccellenza, signor Vescovo, autorità civili, militari, avvocati e altri amici che ci stanno ascoltando, compresa la mia fondamentale polizia penitenziaria. Io vi ringrazio per questa occasione, sono molto orgoglioso di esordire in questo luogo ricordando che una delle prime conferenze che ho tenuto sulla situazione della nostra giustizia è avvenuta proprio qui a Vicenza nel 1993, quindi 30 anni fa, ed è stata un'occasione per un incontro con una delle personalità vicentine che io ricordo e onoro nella mia memoria, che era il Vescovo Nonis, una persona di straordinaria cultura teologica, umanistica e di grandissima umanità. Chiedo anche scusa, tutto sommato, al complesso degli uffici giudiziari vicentini per averli depauperati di due valentissimi magistrati. La scelta del Presidente Rizzo come mio capogabinetto è dovuta non solo alla profonda conoscenza, all'amicizia, alla sua notissima professionalità, ma anche e soprattutto al fatto che era nota la sua eccezionale capacità organizzativa e manageriale, e quindi avendo così sottratto al vostro tribunale, peraltro più che degnamente ora sostituito, il suo, l'autore di questa rivoluzione copernicana negli ultimi 10 anni della giustizia, è una sorta di scusa che vi faccio, proprio perché so che la carenza di magistrati e di personale amministrativo costituisce una delle maggiori criticità. Essa però sarà compensata dal fatto che la straordinaria competenza del Presidente Rizzo sarà trasferita a livello nazionale e quindi e sta già avendo delle ricadute quindi anche a livello più provinciale. Naturalmente ringrazio anche molti colleghi onorevoli, politici, ma non li nomino per attuare la par condicio. Sono molto lieto e orgoglioso che siano qui. Naturalmente la mia gratitudine, oltre al Presidente dell'Ordine che ci ha invitato, va ai miei colleghi magistrati. Io penso che semel magistrato, semper magistrato, avendo indossato la toga per 40 anni, prima ancora che Ministro della Giustizia, anche se sono razione aetatis in pensione da 6 anni,
mi sento sempre un magistrato. E vorrei anche aggiungere a questo proposito che, nonostante sia impossibile evitare che certe manifestazioni di diversità di opinioni possano essere interpretate o strumentalizzate da chi ha interesse a strumentalizzarle, se vi è o vi è stata o vi è ancora qualche differenza di opinione tra il Ministro della Giustizia, il sottoscritto, e qualche collega, questo è dovuto al fatto che, come diceva il poeta latino, amantium ira amoris integratio est, cioè l'ira o la disputa tra gli amanti è una consacrazione ed è una dimostrazione dell'amore. Se io non fossi così attaccato alla magistratura per il fatto di avervi fatto parte per 40 anni e di sentirmi ancora legato alla toga, se io non onorassi la magistratura come la massima espressione dell'affermazione della legalità in uno Stato democratico, se io non avessi nella magistratura la considerazione altissima che ho della loro preparazione, professionalità e onestà, certo non ci sarebbero quelli che appunto il poeta chiamava amantium ira amoris integratio. Ripeto, se vi sono dei dissensi fisiologici, e sono dei dissensi che devono esistere in una democrazia, questi esistono soltanto proprio perché per me la magistratura è un ordine da onorare e quasi da venerare. Resta anche il fatto che io sono figlio di avvocato, fratello di avvocato, e quindi qui mi sento a casa mia. E allora vorrei cominciare e anche terminare brevemente per non annoiarvi, dicendo che nonostante quello che magari è apparso sui giornali, nel programma che io ho esposto alle Camere e alle varie commissioni, tutta la prima parte è stata ed è dedicata all'efficienza della giustizia civile e penale. Ho detto e ripetuto che la lentezza dei nostri processi costa allo Stato un 2% di PIL e ci costa una mancanza di investimenti di ditte soprattutto italiane ma anche straniere, proprio perché la certezza del diritto, l'adempimento dell'obbligazione, la riscossione del credito, la risoluzione di una causa, anche delle più banali, ha una intollerabile lunghezza. Questo si può e si deve rimediare in molti modi. Uno di questi è ovviamente aumentare le risorse. Questo è reso difficile dalla situazione nota di carenza finanziaria in cui versiamo, dovuta alle note vicende che diamo per scontate. È anche vero che la carenza di personale amministrativo può essere colmata e sarà colmata, e su questo stiamo lavorando molto attivamente, anche attraverso insistenti implorazioni nelle sedi opportune per avere più risorse e per avere più assunzioni. Ma come tutti sanno, qui vediamo tra tecnici, mentre l'assunzione del personale amministrativo è relativamente facile, l'assunzione di un magistrato è estremamente più complessa. L'altro giorno proprio alle Camere, davanti a un pubblico che non sempre conosceva questa problematica, ho fatto l'esempio proprio da magistrato, da ex magistrato, che dal momento in cui il candidato presenta la domanda al momento in cui gli viene conferita la toga passano 5 anni. Questo è, lo sapete, no? Si fa la domanda oggi, fra un anno gli iscritti, dopo un anno gli orali, se poi sei ammesso c'è la graduatoria, contro la graduatoria ci sono addirittura dei ricorsi amministrativi,
poi entri a fare l'uditore. Questi sono step annuali e quindi dal momento in cui fai la domanda per entrare in magistratura al momento in cui ti viene conferita la toga con le funzioni passano 5 anni. Tenuto anche conto che con la legge Madia è stata, come si dice, rottamata la parte di magistrati ultra settantenni, tra i quali il sottoscritto, ma ormai parliamo di alcuni anni fa, certo non è facile colmare questi vuoti, quindi o noi cambiamo il sistema di reclutamento, che peraltro è scritto nella Costituzione, quindi può avvenire solo con concorso, a parte l'esistenza benemerita dei giudici onorari per i quali la nostra attenzione è massima e nei cui confronti stiamo per provvedere in modo definitivo per dare una sistemazione che sia dignitosa al lavoro che fanno. Però se solo teniamo presente che quando vi sono 13.000 domande di ingresso nella magistratura e poi 3.000 consegnano gli elaborati scritti, di questi 3.000 soltanto 300 in media passano anche gli esami orali e che quindi i posti addirittura messi a disposizione non vengono nemmeno coperti dai vincitori, poiché le nostre università sono perfettamente in grado di sfornare, come possiamo dire, dei laureati in giurisprudenza che siano idonei ad assolvere questo alto compito di magistrati, significa che qualcosa non funziona nella burocrazia e anche nella severità delle commissioni di correzione di conti. In ogni caso non è razionale che dal momento della domanda al conferimento della toga passino questi 5 anni. Il secondo aspetto, però questa era dopo aver parlato della pars destruens, parliamo della pars construens della giustizia, è invece la straordinaria impresa alla quale abbiamo assistito oggi. Merito è ovviamente condiviso, magistrati, avvocati, personale amministrativo, forse anche in parte del Ministero. Posso assicurarvi che da questo punto di vista l'attività del Ministero, anche sotto, anzi direi soprattutto sotto l'impulso del Presidente Rizzo, è straordinaria. Personalmente devo ammettere che io ho grosse difficoltà ad accendere il cellulare o ad accendere un computer, quindi non sono un grande esperto in materia, ma in questo caso soccorre quella che si chiama la dotta ignoranza, sapere di non sapere. Quando tu sai di non sapere una cosa ti affidi a chi la sa, e affidarsi al Presidente Rizzo e al suo staff secondo me è stata una scelta vincente, perché già ne stiamo vedendo i risultati a livello ministeriale. Per quanto riguarda quello che è stato fatto qui, sono rimasto non solo piacevolmente sorpreso ma sbalordito della rivoluzione copernicana che avete portato alla giustizia. Avendo professato, sia pure per poco, negli anni 70 la professione di avvocato assieme a mio padre prima di entrare in magistratura, ricordo le udienze civili con un giudice solo che veniva soffocato da decine e dozzine di avvocati che prendevano a mano i verbali, si riscrivevano loro, poi li sottoponevano alla firma del magistrato che magari, chissà, involontariamente avrà anche commesso qualche falso, che essendo involontario non si può chiamare falso, ma avendo qualche errore. E vedere che adesso vi è questa cronoprogramma, timetable, chiamiamolo come vogliamo, cioè è una gradita sorpresa, e se questo è l'inizio noi possiamo soltanto immaginare che entro poco tempo avremo una rivoluzione veramente copernicana della giustizia che partirà proprio da qui e da qui si svilupperà a livello nazionale. Questo non può, e lei, signor Presidente, ha perfettamente ragione, non deve andare a scapito dell'attenzione e alla profondità delle motivazioni delle sentenze e delle decisioni dei magistrati.
Però se è vero che l'efficienza della giustizia, la velocità, la digitalizzazione e tutto quello che consegue a questa rivoluzione tecnologica non sono sufficienti a fare di una sentenza una buona sentenza, è anche vero che molto spesso il tempo che il magistrato doveva dedicare a fare una buona sentenza era andato perduto proprio per queste attività parallele e secondarie che invece oggi vengono assolte e verranno assolte dalla tecnologia. Quindi sarà un recupero non soltanto di risorse, ma sarà proprio un recupero concettuale, perché se un magistrato deve perdere metà del suo tempo per fare anche il segretario, il cancelliere, l'ufficiale giudiziario, qualche volta anche il portiere, come abbiamo fatto tutti noi, allora quello è tempo sottratto alla giurisdizione e all'elaborazione dei provvedimenti. Risparmiare tutti questi tempi significa consentire al magistrato di concentrarsi di più sul merito del processo e quindi di motivare meglio la sentenza. Vorrei concludere questo intervento ringraziandovi ancora una volta. Io credo che l'efficienza della giustizia, che si coniuga con la tensione o tendenza a realizzare la giustizia sostanziale, la giustizia, l'altro giorno celebrando il Beato Livatino, una solenne cerimonia a Santa Maria degli Angeli a Roma, ho citato il profeta Giobbe che si lamentava che in questo mondo non esiste la giustizia. Il giusto spesso viene punito mentre l'ingiusto gode della sua iniquità. Questo è un lamento di Giobbe che è un lamento generale che coinvolge tutta la nostra imperfetta natura. Poi qualche giornale abbia anche scritto che io ho detto che ho la pazienza di Giobbe, questo è stato perché non ha capito il significato di questa citazione. Però in questo noi non possiamo pensare che in questo mondo si realizzi pienamente la giustizia, non perché se ne lamenti Giobbe e ancora di più se ne lamenti Coelet nell'Ecclesiaste, ma proprio perché, come insegnava Kant, noi dobbiamo postulare una giustizia divina in un altro mondo, perché in questo la realizzazione totale non è possibile. Ma anche se questo non è possibile per la nostra, ripeto, imperfetta natura, possiamo fare di tutto e sforzarsi al massimo per ridurre l'ingiustizia. Ed è questo che è il nostro compito, che è il compito della magistratura, cercare il più possibile di coniugare, di far coincidere la giustizia sostanziale con la giustizia processuale. Questo occorre una sinergia e una concordia assoluta tra quelli che sono i protagonisti di quella che si chiama la cultura della giurisdizione, della quale fanno parte integrante ed essenziale gli avvocati. Senza la presenza degli avvocati una giurisdizione non sarebbe tale e non sarebbe nemmeno possibile ipotizzare una giustizia che non fosse monca o addirittura fosse degenerata. E quindi è con questo senso di gratitudine nei confronti dei miei colleghi magistrati e nei confronti vostri, gli avvocati, soprattutto a lei, signor Presidente, che vi auguro un buon lavoro e vi ringrazio per questo invito. L'intervento in diretta di Carlo Nordio, del ministro trevigiano alla giustizia, che come sapete in questi giorni è sotto attacco da più fronti, tra l'altro proprio nelle scorse ore, nella serata di ieri, sono arrivate le parole di stima, di appoggio della Premier
Meloni proprio nei confronti di Nordio. Come sapete il tema delle intercettazioni è quello più caldo e su questo vi stiamo chiedendo il vostro parere con il sondaggio di Ring che torna questa sera alle 21:15 con Ferdinando Avarino in studio. Stop intercettazioni sui giornali, ha ragione Nordio. Chiedo alla regia se possiamo rimanere ancora per un attimo con le immagini su Vicenza. Ecco, vedo che c'è ovviamente lo scambio di regali ovviamente con il ministro, poi cercheremo in qualche modo di intercettarlo, scusate non è un gioco ovviamente di parole, con la nostra Luisa Bertini. Qui con me intanto ci sono Alberto Cappelletto, sindaco di San Biagio di Callalta, Partito Democratico, e Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave, Fratelli d'Italia. Poi entreremo nel merito di diverse questioni politiche con loro. Prima ancora un po' di cronaca, prima di collegarci per l'appunto con Venezia, con Mestre, per la precisione con l'Aula Bunker, per parlare di questa maxi operazione condotta dalle forze dell'ordine, la casa di riposo di Santa Maria di Sala come epicentro di quello che di fatto potrebbe diventare uno scandalo vero e proprio. Parliamo però di maltempo perché si stanno chiudendo diversi passi in alta quota. Veneto Strade comunica la chiusura del passo della Valparola, del passo di Cima Grappa e poi anche del passo Giau, da località Pocol al bivio di Posalf. Quindi la neve sta scendendo copiosamente in alta quota, ma non solo, anche in zona collinare. Abbiamo diverse segnalazioni anche dal Feltrino occidentale, dalla Valbelluna e anche dall'Alto Trevigiano. Come sapete c'è allerta gialla in diverse regioni d'Italia. Sempre sul fronte degli aggiornamenti c'è stato un incidente stradale questa mattina ad Arsier, quindi siamo nel Feltrino occidentale, sulla strada statale del Grappa e del Passo Rolle. Ci sono 4 feriti e in loco ci sono anche delle deviazioni, così comunica anche ANAS. Le operazioni sono andate avanti per tutta la mattina con i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, quindi insomma questa è la situazione. Stiamo tentando anche di collegarci non solo con Venezia ma anche con Codognier, perché a proposito di viabilità il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia sta inaugurando un'opera molto attesa. Probabilmente con Codognier faremo un collegamento, ve lo posso già dire, verso le 13. Chiedo alla regia se per caso abbiamo Venezia, altrimenti andiamo in pubblicità. Abbiamo Venezia? Non c'è ancora Venezia, quindi facciamo così, andiamo in pubblicità, poi ci collegheremo con Ilaria Marchiori. A fra poco. Di nuovo in diretta, rieccoci, con me ci sono sempre i 2 sindaci di San Biagio di Callalta, Alberto Cappelletto e Nicola Fantuzzi, San Biagio di Callalta e San Polo di Piave. Fra poco ci collegheremo con Ilaria Marchiori da Mestre per l'operazione di cui vi ho parlato, relativa alla casa di riposo di Santa Maria di Sala, un'indagine eccellente con nomi altrettanto eccellenti. E poi andremo a Codognier dove c'è il governatore del Veneto Luca Zaia. Mi dice Francesca Bozza che è sul posto con Nicoletta Rizzetto, che il Presidente è appena arrivato. Faremo con lui il punto delle opere pubbliche in Veneto e non solo. Prima però la cronaca, perché dalle varie redazioni ci stanno arrivando i servizi appunto della mattinata. Allora, vi dicevo di questo incidente ad Arsier. Ci sono deviazioni in loco sulla strada statale del Passo Rolle, insomma è in evoluzione la situazione, ci sono 4 feriti. Ieri sera invece a Grantorto nel Padovano 2 auto si sono scontrate frontalmente verso l'ora di cena, gravissime le conseguenze per i conducenti.
Incidente stradale frontale alle 19:30 di domenica in via Prandina a Grantorto. Feriti 2 conducenti. I vigili del fuoco di Cittadella hanno estratto gli automobilisti dagli abitacoli delle vetture e li hanno affidati alle cure del personale medico del SUEM 118 per il trasferimento in ospedale, dove non corrono pericolo di vita. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro e la deviazione del traffico, che è tornato alla normalità solo verso le 22. Mi dicono che riusciamo a riagganciarci con Vicenza, è così, Renato? Riusciamo, ecco, perché c'è Nordio che sta parlando con i giornalisti, anche qui il fronte è caldissimo, è il ministro più chiacchierato del momento, quindi ricolleghiamoci con Vicenza, vediamo non appena inizierà a parlare il ministro Carlo Nordio, sicuramente entrerà nel vivo delle questioni più calde del momento, le intercettazioni ovviamente in primis, come vedete sta prendendo posizione con i vari operatori del diritto, i rappresentanti del mondo legale berico. Nordio, che negli ultimi mesi comunque ha visitato diversi palazzi di giustizia veneti, è stato a Treviso, poi anche a Venezia. Sentite Nordio, sentiamolo. Risorse del PNR per implementare non solo l'ufficio del processo, ma l'assunzione del personale sia amministrativo sia della polizia penitenziaria. Più complesso è il reclutamento dei magistrati, perché la procedura prevista è estremamente lunga e burocratica e, come ho detto prima, dal momento in cui si inoltre la domanda, al momento in cui si viene conferita la toga, passano 5 anni. Questo è un tempo che secondo me deve essere abbreviato e cercheremo delle soluzioni. Che cosa ci sarà nella riforma Nordio che fa seguito alla riforma Cartabia per velocizzare la giustizia? Ho già detto varie volte che la riforma Cartabia è partita nella direzione giusta. Noi attueremo nel più breve tempo possibile quelli che sono gli obiettivi che ci sono stati indicati dall'Europa. Vedremo se sia possibile rimodulare alcuni interventi privilegiando alcuni settori piuttosto che altri, ma sempre compatibilmente con i vincoli che ci derivano dall'Europa. Poi noi, ripeto, la massima attenzione in questo momento del Ministero, nonostante quello che è stato detto anche in termini polemici, è proprio rivolta a questo, perché oggi l'emergenza maggiore è un'emergenza economica e quindi noi dobbiamo intervenire in quella parte della giustizia che ha un diretto impatto favorevole con l'economia. Quindi quello che è stato detto e fatto oggi e quello che è emerso oggi da questa straordinaria iniziativa che si è realizzata iniziando da Vicenza e che verrà estesa al territorio nazionale, proprio perché chi ha dato maggiore impulso a questa riforma, a questa realizzazione, cioè il Presidente del Tribunale di Vicenza, il Presidente Rizzo, oggi è il braccio destro del Ministro della Giustizia, siamo certi, ecco, che avvicineremo la giustizia al cittadino. Sono convinto che all'italiano, al cittadino, interessi molto di più una giustizia rapida, efficace e ovviamente giusta per tutti i problemi quotidiani, cioè per la giustizia civile ancora di più della giustizia penale. Sono importantissime ovviamente altre riforme di cui si parla in questi giorni e delle quali oggi non si deve discutere, anche perché c'è imminente l'inaugurazione dell'anno giudiziario e sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti degli interlocutori. Però al cittadino interessa sapere quanto tempo deve passare dal momento in cui chiede la riscossione di un credito al momento in cui riceve i soldi, l'adempimento dell'obbligazione, lo sfratto di una occupazione abusiva, i tempi di un divorzio, i tempi di una causa di lavoro, i tempi di una risoluzione testamentaria. Ecco, questi sono, non parliamo poi del Tribunale dei brevetti di cui stiamo auspicando e siamo a buon punto anche attraverso gli accordi internazionali per il trasferimento a Milano. Questo comporterà una straordinaria iniezione anche di fiducia nella giustizia da parte internazionale. Ecco, non ripeterò mai abbastanza che in questo momento l'attenzione massima del nostro Ministero è proprio rivolta ad avvicinare la giustizia ai cittadini.
In settimana lei vedrà la Premier Meloni per stabilire il cronoprogramma della sua riforma sulla giustizia? Sì, certo, in questa settimana o nella prossima, compatibilmente con gli impegni internazionali che sono molto gravosi della Premier, ma questo era già stato stabilito da tempo, perché il cronoprogramma è un elemento anche di trasparenza per quelli che sono cosiddetti appunto il programma di governo, il programma del Ministero e l'evoluzione che avranno queste proposte, sul cui merito però in questo momento sarebbe inopportuno pronunciarsi. Intercettazioni, abuso d'ufficio. Alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario giovedì in Cassazione, nessun braccio di ferro tra magistratura e politica, tra politica e magistratura? No, io oggi ho ripetuto che non vorrei ritornare al mio latinorum, ma se c'è qualche dissenso tra me e qualche magistrato, questo dipende, ho detto in latino, amantium mira amoris integratio est. Se io non amassi e non onorassi la magistratura, avendone fatto parte per 40 anni, non avrei tutta questa attenzione affinché funzioni nel modo migliore. E quindi è paradossalmente, ma è una manifestazione di grandissimo rispetto e attenzione quando pongo sul tavolo degli elementi che possono anche essere fonte di dissensi. Però sulle intercettazioni è più che dissenso. Questo non è vero, vi sono delle intercettazioni, noi parleremo, presenteremo dei progetti a tempo opportuno, ma sono certo che quando verranno presentati tutti questi presunti dissensi saranno smussati. Con la forza, la testimonianza di solidarietà che ha detto lei del suo lavoro. Ovviamente è stato un motivo di grandissima soddisfazione, ma era una cosa nota. Con la Premier siamo sempre stati in perfetta sintonia e del resto è stata una scelta e una indicazione sua, come ha detto la Premier, fortemente voluta, di indicare me come Ministro della Giustizia. Quindi il fatto che qualcuno abbia anche insinuato o suscitato il sospetto che ci fossero dei dissensi era assolutamente ingiustificato e anche irragionevole. Le cose che io penso sulla giustizia le scrivo da 25 anni e quindi tutti le sapevano. Naturalmente la politica è e deve essere l'arte del possibile e ovviamente anche del compromesso, per cui tutti questi argomenti saranno oggetto di profonda discussione e poi il Parlamento sovrano deciderà. Come commenta il fatto che la sua posizione sulle intercettazioni prendono in esempio che sono uscite il giorno dopo l'arresto del signor Denaro e dal fatto stesso che lei continua a ribadire che non ha nessun... Guardate, ho ripetuto così tante volte che le intercettazioni non possono e non devono, non abbiamo mai pensato che potessero influire sulle indagini di mafia e di terrorismo, che considero quasi pleonastiche queste domande. Io ho cercato di chiarirlo in tutti i modi, se poi qualcuno fa finta di non capire quello o di non voler capire quello che ho detto, mi dispiace, ma lo affermo ancora una volta. L'ho detto l'altro giorno celebrando solennemente la figura del Beato Livatino, che proprio in suo onore la lotta da parte dello Stato contro la mafia continuerà e sarà sempre più intensa e sempre più professionale. Quindi più di così, più di dirlo davanti a un altare e alla reliquia insanguinata di un beato, non vedo cos'altro potrei dire. Grazie, Andiamo. Sull'abuso d'ufficio, che è stato Ecco dunque le parole di Carlo Nordio, è entrato nel vivo direi di tutte le vicende calde del momento a partire dalle intercettazioni. Insomma il fronte è bollente, dicevamo, non a caso oggi i giornali titolano
così, questo è il Gazzettino, per esempio, no? Con giustizia, Meloni blinda Nordio, è segno che qualche malumore c'è forse anche all'interno della stessa maggioranza, ma come avete visto il ministro Trevigiano tira dritto. Chiedo scusa ai miei ospiti, dopo arrivo ovviamente da voi e ovviamente andremo a commentare le notizie del giorno, però vedo collegata la nostra Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio per la notizia forse del giorno in terra veneta, questa maxi operazione reati contro la pubblica amministrazione, questi 6 arresti eccellenti tra Padova e Venezia. Ilaria, che vedevo fino a qualche istante fa, adesso non la vedo più. C'è qualche problema forse al collegamento? Va bene, allora vediamo. Ecco, Ilaria adesso la vedo. Ilaria, buongiorno, non so se mi senti, a te la parola. Sì, eccoci qui, sì. Sì, vi sento, buongiorno allo studio e buongiorno ai nostri telespettatori. Si è conclusa da circa un'ora qui la conferenza del procuratore Bruno Cherchi per illustrarci quanto svolto dall'attività di indagine della Procura e dei Carabinieri di Venezia. Come il procuratore ha voluto specificare proprio all'inizio della conferenza di aver voluto svolgerla proprio perché trattandosi appunto di pubblica amministrazione è giusto informare anche l'opinione pubblica di quanto accaduto. Questo perché come sappiamo la legge Cartabia ha limitato non poco le comunicazioni alla stampa, ma in questo caso ha detto era doveroso comunicarlo alla stampa, che poi lo comunicava a tutti i cittadini, proprio perché trattasi di funzionari pubblici, amministratori e imprenditori che sono coinvolti. Partiamo subito con i nomi tra gli arrestati. Innanzitutto tutti quanti agli arresti domiciliari ci sono 2 ex sindaci di Santa Maria di Sala, Nicola Fragomeni, attuale presidente del Consiglio Comunale per il gruppo politico Rocchi Sindaco Coraggio Italia e coordinatore provinciale di Coraggio Italia, il partito fondato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. E poi c'è Ugo Zamengo, consigliere comunale del partito Rocchi Sindaco Coraggio Italia. Coinvolti anche 2 imprenditori padovani, si tratta di Battista Camporese e Mauro Cazzaro, nonché tra gli indagati anche il responsabile di una società partecipata del comune di Venezia. Tutto ruoterebbe attorno alla realizzazione di una casa di riposo a Santa Maria di Sala. Un'indagine iniziata condotta tra il 2019 e il 2022, ma partita alla fine da cui è partito tutto alla fine del 2018 grazie alla denuncia di un imprenditore che voleva acquistare un terreno da destinare ad uso agricolo, ma che per avere invece avrebbe dovuto cambiare la destinazione d'uso a commerciale. Questo proprio perché qui in questa zona si voleva appunto realizzare questa casa di riposo a Santa Maria di Sala, per cui questo imprenditore è stato coraggioso, ha segnalato la cosa ai carabinieri, che a loro volta si sono rivolti alla procura e da lì è partita tutta l'indagine per arrivare a quello che ci è stato comunicato oggi. Indagine che però ovviamente è ancora alle fasi preliminari e che quindi continuerà per le opportune verifiche. Un altro coinvolgimento che sarebbe stato trovato da parte dell'ex sindaco di Santa Maria di Sala Nicola Fragomeni riguarderebbe una partita di mascherine acquistata nel 2020 attraverso dei canali familiari che poi lui appunto di cui poi lui appunto usufruiva, ma su cui avrebbe poi speculato sopra, per cui c'è anche questo ulteriore dettaglio su quello che ci hanno raccontato. Il procuratore Cherchi ha voluto evidenziare l'importanza della collaborazione da parte di questo imprenditore
imprenditore, di un cittadino, dicendo che il lavoro delle forze dell'ordine è costante, importante e fondamentale, ma altrettanto importante è la collaborazione dei cittadini, attraverso cui poi si riesce ad arrivare a risultati come questo. Per cui questo è in sintesi quanto ci è stato raccontato dal procuratore Cherchi questa mattina qui in procura a Venezia. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio, così titola tutta pagina il Gazzettino.it online. Ovviamente si tratta della notizia del giorno: casa di riposo a Santa Maria di Sala, 6 arresti, manette a 2 ex sindaci di Coraggio Italia, costruttori e manager della sanità. Fragomeni, come diceva la nostra Ilaria Marchiori, ovviamente il coordinatore provinciale del partito di Brugnaro. Sindaco Cappelletto, ecco, vi chiedo proprio un commento a caldo. Sono delle brutte tegole queste. Poi è un'indagine che si apre, però insomma è un quadro preoccupante quello che esce al momento. Beh, certo è un po' preoccupante perché si parla di corruzione nella pubblica amministrazione, dove coloro che devono lavorare per il bene della comunità lavorano con altri obiettivi, e quindi diciamo i cittadini, la stampa, coloro che diffondono le notizie hanno bisogno di verità, e quindi questa verità arriva dalle indagini che i magistrati anche fanno. Quindi un plauso a tutta la magistratura, perché si dedica sempre anima e corpo per trovare questi reati, per scoprire questi reati, perché purtroppo abbiamo visto tanti anni fa dove Tangentopoli ci ha dimostrato che c'era una corruzione molto ampia, e oggi siamo qui ancora a parlare di corruzione. Però detto questo abbiamo bisogno che i magistrati possano procedere senza bavagli, usiamo questo termine, senza le mani legate nelle indagini, e successivamente vi sia anche la certezza della pena. Non si può pensare che determinati reati o possono, come diceva anche Nordio prima, restare impuniti, ma devono avere la certezza della pena, e quindi far sì che coloro che rubano o approfittano non abbiano poi più la possibilità di rientrare in determinati ambiti dove c'è il bene della società, della nostra comunità. Più in generale, Sindaco, come giudica questi primi passi da Ministro di Carlo Nordio? L'hanno convinta le sue parole di poco fa? Diciamo che ha espresso tutta la sua idea. La sua idea giustamente deve confrontarsi anche con la complessità che anche la giustizia, abbiamo visto prima, no? Si parla anche bene della riforma Cartabia, e quindi fa delle riflessioni dei benefici che possono esserci, però abbiamo visto nei giorni scorsi che la norma della Cartabia lascia alcune lacune che permette a coloro che abbiano commesso dei reati di essere immediatamente liberi. Queste distorsioni vanno immediatamente prese in mano e sanate, usiamo questo termine, ma sicuramente, come dicevo prima, ci deve essere la certezza della pena. Non possiamo pensare di avere processi che durano anni, nel frattempo con la potenzialità che vadano anche in prescrizione, quindi coloro che commettono i reati poi non paghino nei confronti della società il dovuto, ma è difficile. Poi abbiamo sentito anche Nordio citare un problema che le pubbliche amministrazioni o gli enti hanno: il personale, perché poi ci sono anche coloro che devono operare, lavorare sul campo per poter mandare avanti poi carenza di personale, ma lo vediamo sulla sanità, lo stiamo vivendo sulla sanità, lo stiamo vivendo su diversi ambiti. Certamente il cittadino deve essere certo, il messaggio deve essere certo che la giustizia può fare il suo corso senza paura della verità, perché il cittadino sa sempre scindere dove c'è il malfattore o dove c'è coloro che... Quindi certezza della pena, celerità anche dei processi. E anche l'utilizzo delle intercettazioni in questa questo indagine caso. In casa di riposo a Santa Maria di Sala, oggi è stato comunicato questo avvio di fatto di indagine, però insomma poi immagino che l'obiettivo della comunità sia anche quello poi di appurare la vicenda quanto prima, perché altrimenti si rischia di rimanere in sospeso per anni e anni. Sindaco Fantuzzi, lei è esponente di spicco di Fratelli d'Italia, il partito che ha espresso
Carlo Nordio. E Meloni ieri ha blindato Nordio con parole di stima, lo stesso Nordio prima ha controreplicato dicendosi onorato, anche se le dava un po' per scontate, però il fatto che Meloni blindi Nordio significa che Nordio già traballa? No, non penso che sia questo il significato. Penso che appunto l'intervento della Premier Giorgia Meloni sia tale da spegnere subito eventuali fuocherelli accesi per cercare comunque di destabilizzare un ambiente. Chiaro che la figura di Carlo Nordio è una figura che da subito è stata riconosciuta in maniera trasversale, quindi non si mette in dubbio la professionalità e la caratura del Ministro della Giustizia, e penso anche che comunque i primi passi, come si sia mosso e come stia esponendo anche la propria posizione, sia degna comunque di un Ministro della Giustizia di una certa caratura. L'intervento di blindatura, tra virgolette, della Premier è appunto solo per spegnere subito eventuali fuochi accesi chiaramente dall'esterno, per non andare a dare adito, ecco. Ma non vedo e non penso che ci siano assolutamente spaccature interne, anzi. Chiedo alla regia Renato Capoia, che ringrazio come sempre, se possiamo ritornare alla cronaca per un breve istante, perché appunto ci sono tanti fatti. Allora, ritorniamo nel Padovano per dei controlli anti-alcol, una vera e propria piaga ormai, non solo nel Padovano ma in tutto il Veneto. 2,20 grammi di alcol per litro di sangue è il risultato dell'alcol test effettuato subito dopo un incidente di cui è stato protagonista e vittima domenica all'alba un 52enne di Piove di Sacco. I carabinieri intervenuti in via Roma, dopo aver rilevato che non c'erano stati feriti, lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli hanno ritirato la patente. Poche ore prima a Legnaro, stessa scena, una 59enne di Polverara, uscita di strada con l'auto in via Frassanedo, fortunatamente illesa, è stata sottoposta all'alcol test con esito di 1,5 grammi per litro. Anche a lei i carabinieri hanno ritirato la patente ed è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. È invece finito in carcere per ricettazione e per scontare 9 mesi di reclusione per precedenti penali commessi a Mestre nel 2019 un moldavo di 35 anni. Sabato pomeriggio, dopo aver rubato un furgone a Santa Giustina in Colle e causato un incidente senza fermarsi in via Ponte Vigo d'Arzere, è entrato in autostrada. Per verificare i danni al mezzo si è fermato in una piazzola di sosta. Il furgone è stato notato da una pattuglia della polizia stradale. Dopo una serie di controlli è emersa la scia di guai combinati poco prima dal 35enne, oltre ai precedenti. Da qui la denuncia e l'ingresso al Due Palazzi. Sicurezza stradale, ne parliamo sempre, la cronaca del resto ci ripropone quotidianamente eventi molto spesso tragici. Proprio in questo momento, in questo istante, mi arriva dall'ULS 2 della Marca Trevigiana un aggiornamento sulle condizioni cliniche della tredicenne investita sabato sera alle 17 a San Polo di Piave, condizioni inalterate, quindi sempre gravi, così dice la nota dell'ULS 2 della Marca Trevigiana. Qui con me c'è tra l'altro il sindaco di San Polo di Piave, Nicola Fantuzzi, che avevo sentito nell'immediatezza dei fatti sabato sera. Quindi questa ragazzina di 13 anni che si trovava in bicicletta con altre amiche, che ha attraversato la strada, se non sbaglio in via Roma, in corrispondenza del supermercato Ins, è stata investita, pare sulle strisce pedonali, da una Y10 condotta da una donna di 91 anni di Mareno di Piave. La ragazzina non sta ancora bene, insomma, sì, sindaco. Purtroppo appunto la nostra comunità è stata colpita da questo evento, siamo chiaramente tutti in apprensione e speriamo che davvero le condizioni della ragazza migliorino al più presto, e siamo vicini appunto alla famiglia e a tutte, anche alle amiche che erano presenti con lei durante l'evento, quindi davvero è una situazione particolare che stiamo vivendo. Questa mattina mi sono messo in contatto appunto con i familiari e le condizioni, come detto giustamente, sono ancora critiche. Purtroppo la dinamica adesso è al vaglio della stazione di carabinieri del comune di San Polo.
più o meno sembra che appunto le ragazze attraversassero le strisce pedonali in sella alla bicicletta e siano sbucate all'improvviso, l'auto non è riuscita ad evitarle. Chiaramente poi appunto chi dovrà fare le indagini appurerà eventuali responsabilità, ma sicuramente possiamo dire che c'è stata una serie di eventi negativi che hanno contribuito a causare questo tipo di situazione. Ci sono tante concause ovviamente, poi come sempre saranno le indagini a fare luce su questo, quindi si sono visionate delle telecamere, sì, immagino. Sì. Adesso i filmati sono nel vaglio appunto dei carabinieri, c'è un'immagine, una telecamera che punta proprio sulla via provinciale, quindi da quella si riesce a intuire abbastanza chiaramente la dinamica. Sindaco Cappelletto, il 2022 per esempio per San Biagio di Callalta è stato un anno tragico sul fronte degli incidenti stradali. Anche qui la domanda è ricorrente: cosa si deve fare, cosa si può fare? Resta il fatto che c'è un fenomeno, non è più un'emergenza post-Covid, è un fenomeno. Parlando anche con i rappresentanti delle forze dell'ordine ci dicono è ritornata la moda di girare senza cinture di sicurezza, che sembrava definitivamente tramontata. Ci toccano questi fatti perché poi le strade lo dimostra, le tragedie che avvengono e l'attualità. Noi, per quanto si possa continuare, perché ci sono due aspetti, noi l'aspetto culturale dove continuiamo a investire insieme agli istituti scolastici in prevenzione, cercare di dare il senso civico, di raccomandare soprattutto alle nuove generazioni, ai nostri giovani, nel fare attenzione alle arterie stradali, alla viabilità, attraversare un passaggio pedonale, sempre le raccomandazioni. Poi non è solamente le istituzioni, ma posso pensare anche gli stessi genitori, le stesse famiglie che si adoperano sempre per raccomandare attenzione. Non sarà mai troppo quello che riusciremo a fare, quello che riusciremo a mettere in campo. Purtroppo le strade ci sono, ma nelle strade spesso e volentieri, abbiamo visto anche prima, la piaga dell'alcol, dove coloro che si mettono alla guida in stato di ebbrezza si moltiplicano. Anche nel nostro territorio non mancano questi fatti con ritiro di patente e sono sempre maggiori. Prevenzione, non so, tante volte dovrebbe essere proprio, probabilmente anche le sanzioni o le pene che sono date anche dalle nostre normative sono ancora troppo blande, perché non è possibile che ci siano persone che si mettono alla guida in stato di ebbrezza e dopo la sospensione di un po' di tempo ripossano, oppure è giusto dare una seconda possibilità a tutti, però ad un certo punto bisogna far sì che ci sia il divieto, non ti metti più in macchina. La tolleranza ha un senso affinché può essere un deterrente per le persone, ma poi non deve esserci più, perché altrimenti poi chi paga è sempre qualcuno più fragile, e in questo caso l'abbiamo visto con un bambino, con un giovane o con un anziano. Secondo me è una tragedia per due famiglie, sia per la famiglia della tredicenne che purtroppo è stata investita e auspichiamo che possa stare meglio quanto prima, ma l'apprensione che anche una persona anziana di 91 anni in questo momento ha, vorrei pensare anche a quella famiglia, perché se, come si diceva, non ci sono cause determinate dal conducente per questo tragico fatto. Sono eventi traumatici da tutti i punti di vista. Diciamo che ho visto anche poi nei social in questi giorni molti scatenarsi, no? Soprattutto sul fatto dell'età, che sicuramente è un fattore e sicuramente pone una riflessione generale comunque sulla questione degli anziani alla guida. Però ecco, non bisogna, tra virgolette, porre sentenze prima di aver chiare tutte le situazioni. Come diceva giustamente il collega, anche dall'altra parte c'è una famiglia comunque in apprensione, e quindi è giusto rispettare tutte le situazioni. Ecco, come dico sempre, sono fatti
a sé, ogni storia è una storia a sé, poi resta il problema generale e il problema generale della sicurezza stradale. Certo che comunque chi va via in stato di ebbrezza alla guida, permettetemi, anche tolleranza zero. Tra sempre di l'altro più c'è chi va via per appunto collegarmi a lei sindaco in condizioni a volte anche alterate dalla droga, anche questo è un altro fenomeno di cui abbiamo parlato anche recentemente con le forze dell'ordine. E a proposito di droga c'è stata un'operazione dei carabinieri nel Vicentino. Un insospettabile cassiere di un esercizio commerciale di Arzignano è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per spaccio di stupefacenti subito dopo aver ceduto cocaina. L'uomo di 62 anni, italiano e incensurato, aveva organizzato una fiorente e insospettabile attività di spaccio di droga grazie al suo ruolo. Un nutrito via vai di clienti attratti non solo dai saldi di inizio anno, approfittava di un'offerta commerciale comoda e efficace, ma assolutamente vietata: l'acquisto di marijuana, hashish e appunto cocaina. Per questo l'attività del cassiere era finita nel mirino degli inquirenti, che hanno documentato l'originale modus operandi. Gli acquirenti interessati agli stupefacenti, ad un cenno dell'uomo, si mettevano ordinatamente in fila alla cassa, come tutti gli altri clienti del negozio. Il pagamento e lo scambio delle sostanze avveniva in modo rapido e sbrigativo, un vero e proprio gioco da ragazzi. I carabinieri, documentati gli acquisti, alla fine, per incastrare il 62enne, si sono finti normali clienti, bloccando il pusher un attimo dopo aver ceduto 10 grammi di cocaina. Sottoposto successivamente ad una perquisizione personale domiciliare, l'uomo è stato trovato complessivamente in possesso di quasi 2,5 kg di marijuana, 170 grammi di cocaina, 95 di hashish. Inoltre sequestrato materiale per il confezionamento al minuto della droga, 7.200 euro in contanti più un assegno di 1.000 euro non ancora incassato, denaro ritenuto provento dello spaccio. Il GIP di Vicenza ha convalidato l'arresto del 62enne concedendo la custodia cautelare domiciliare. Insomma, una bella dote di quei miei ospiti. Casa mia, i miei vecchi, queste persone le chiamano rovina famiglia, rovina futuro dei giovani, rovina... No, non possiamo... Un plauso alle forze dell'ordine che hanno perseguito questa persona e l'hanno sostanzialmente trovata in flagranza di reato. Ancora di più bene, adesso c'è l'altro aspetto, che paghi la sua pena nei confronti della società. Pienamente d'accordo, purtroppo la piaga degli stupefacenti è una piaga che sempre di più si sta sviluppando tra i giovani e anche con età sempre più basse, quindi un applauso appunto alle forze dell'ordine e al fatto di perseguire questo tipo di azioni. E noi rimaniamo nel Vicentino, sempre per la cronaca, vi parliamo di un incendio che è scoppiato sul tetto di una casa in una contrada a Chiampo. Ore di paura e apprensione nella notte per i residenti del blocco di abitazioni affiancati di via Zonati, minacciati dall'incendio scoppiato su un tetto. Nessuna persona è rimasta ferita grazie all'intervento tempestivo e in massa dei vigili del fuoco, che ha impedito che l'intera contrada potesse venire avvolta dalle fiamme. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte per la segnalazione del primo focolare acceso nei pressi dello scarico di un termocamino, probabile causa dell'innesco del rogo. I pompieri, arrivati con 17 uomini, 3 autopompe, 2 autobotti e l'autoscala, in rinforzo anche da Schio, Thiene e Vicenza, hanno subito sezionato la parte del tetto ventilato già compromessa. Le fiamme avevano già intaccato la copertura dell'abitazione vicina. L'uso delle mansarde delle due proprietà alla fine è stato inibito per il fumo e la percolazione della copertura. Il personale ha posto un rivestimento provvisorio in nylon. I danni ingenti non sono stati ancora quantificati. Le operazioni di soccorso sono terminate all'alba. Parliamo adesso dello sciopero dei benzinai che sembra confermato. Come sapete c'erano stati dei tentativi di dialogo nelle scorse ore, nei giorni scorsi, venerdì a Padova lo stesso ministro delle imprese al Made in Italy, Adolfo Urso, aveva lanciato un appello in extremis alle categorie, appello che è stato rispedito al mittente, quindi da domani alle 19 le pompe di benzina resteranno chiuse per 48 ore.
confermato lo sciopero, ci auguriamo che, visto le parole del ministro Russo, vengano convocati nuovamente la categoria, le associazioni di categoria. Siamo disponibili a revocare lo sciopero anche fino all'ultimo momento. L'importante è che prendiamo atto di quello, delle dichiarazioni del ministro Russo, e che vengano messe per iscritto l'impegno di trovare delle soluzioni bene per la trasparenza, ma che possono essere utili sia per i consumatori e sicuramente non vanno a aggravare questo ai gestori carburanti. Dopo gli incontri al Ministero della settimana scorsa, i benzinai annunciano lo sciopero, serrata dalle 19 di domani, martedì, fino alla riapertura degli impianti venerdì mattina. Gli spiragli però restano. Sicuramente l'accanimento che c'è stato in questo periodo verso i gestori sicuramente è una cosa che ci ha veramente turbato e anche messo in grosse difficoltà. Se noi calcoliamo che anche negli ultimi giorni i controlli della finanza sono stati esagerati per quel che riguarda la nostra categoria, sapendo che il prezzo finale non è gestito dal gestore ma è comunicato dalla compagnia petrolifera, ci sembra tutto esagerato. Dopo, il prezzo medio giornaliero, a noi va benissimo che ci sia un'app, un QR code che indichi il prezzo e quindi la trasparenza del prezzo medio regionale, dicono adesso, a noi va benissimo. Il problema di mettere un cartellone fuori strada, come abbiamo sempre detto, crea solo confusione all'utente finale. L'adesione resta alta, anche se cifre più precise si sapranno in serata dopo l'assemblea con i gestori che sul territorio lavorano. Anche Assopetroli, quindi anche i rettisti, sono pronti a scendere in campo con noi, perché sicuramente è una misura che va a danneggiare tutti i gestori, quindi non solo quelle delle compagnie petrolifere ma anche quelle dei rettisti. Resta una porticina aperta alla trattativa, ma mi sa che, come la vedete, Cappelletto? Registriamo quello che sta avvenendo in questo momento, dove lo sciopero è stato confermato, andremo quindi incontro a questo sciopero. Il tema, stiamo parlando di posti di lavoro, perché anche coloro che in questo momento entrano in sciopero, dobbiamo ricordare che al di là dell'aumento dei prezzi, ma i benzinai, coloro che sono lì a rendere un servizio anche alle collettività, poi la loro percentuale di introito è sempre minima, quindi pensare di fare una battaglia contro i gestori, probabilmente questa è la reazione che ha suscitato. Sappiamo che ci saranno successivamente altri incontri per poter addivenire a quello che è un accordo, però partiamo sempre dal presupposto che oggi in Italia le accise sulla benzina sono molto alte. Che Il governo si è mosso male? Il governo non si è mosso male, il governo ha fatto si è preso degli impegni, non utilizziamo la parola promessa, no? Si è preso degli impegni. In questo momento questi impegni non sono stati rispettati, probabilmente c'era anche questa aspettativa e questo al momento non c'è. E Fantuzzi, c'è chi dice che questo sia stato il vero primo passo falso dell'esecutivo Meloni, anche questo difetto di comunicazione, chiamiamolo così, con i benzinai. Come detto prima per il caso Nordio, no? Chiaramente si cerca di cavalcare quelle che sono le situazioni tra virgolette più spinose per poter accendere fuochi. In questo caso direi che il tema appunto accise, il tema prezzo del carburante è un tema sicuramente importante, perché coinvolge in maniera trasversale tutti quanti, da chi utilizza l'auto per andare al lavoro e da chi utilizza gli automezzi proprio come strumento di lavoro. Sicuramente a livello di programmatico l'idea penso rimanga sempre quella, come partito Fratelli d'Italia ma anche come governo di centrodestra, quella di riuscire ad arrivare ad un taglio delle accise. Chiaro che parlo anche da amministratore, come nei bilanci comunali chiaramente ci vuole la componente economica che sia salda. Mi dicono che c'è Zaia live proprio in questo momento con Francesca Bozza, sentiamo Zaia. Le autorizzazioni con l'Audi e penso verosimilmente insomma, che con febbraio si chiuda questa partita dell'innesto. Dopodiché per la primavera sicuramente l'apertura fino a Montecchio, e significa dare un'apertura della galleria di Malo, che sono 6 km, per un totale poi di infrastruttura che si aprirà di oltre 30 km. Ed infine entro, spero, l'estate del 2023, quest'estate, l'apertura del casello di Montecchio, che non è un'opera che abbiamo realizzato noi, è un'opera che realizza l'altro gestore autostradale, perché non è stato autorizzato per noi.
Senta, ci sono stati, non so se ha già sentito, 6 arresti tra Venezia e Padova per tangenti, confusione, una partita di mascherine chiesta al proprio familiare senza bandi, eccetera. Come commenta questo malaffare comunque? Ma guardi, le dico la verità, ho visto dei titoli di agenzia, non conosco approfonditamente la notizia, dico sempre fiducia nella magistratura, cioè si indaghi, si faccia chiarezza, i processi si fanno nei tribunali e staremo a vedere che evoluzione ci sarà. Certo è che non è un bel segnale, questo è poco ma sicuro, non è un bel segnale, ma l'aspetto positivo di questa vicenda è che abbiamo una magistratura che è sul pezzo, che indaga e quando c'è qualcosa di illegale lo segnala e poi ovviamente persegue gli eventuali responsabili. A proposito di giustizia, c'è una grande discussione intorno alle intercettazioni telefoniche. Lo chiede a me. Ma io penso una cosa, che le intercettazioni siano uno strumento di indagine che debba essere assolutamente autorizzato, ci mancherebbe. Glielo dico per vicenda personale, il problema non è che mi intercettano o ci intercettano, il problema è l'uso che si fa delle intercettazioni. Questa è la vera partita, perché sinceramente penso che non ci siano cittadini che siano contro l'intercettazione. Il problema è che le tue telefonate personali che nulla hanno a che vedere con l'indagine e comunque in generale vorresti non vederle sui giornali e pensare magari che siano solo elemento di indagine utili al magistrato per eventualmente arrivare a scovare degli illeciti, delle illegalità. Quindi sia le intercettazioni ma sicuramente rivedere tutta la modalità e la diffusione e il fatto che qualcuno possa arrivare ad avere i testi e diffonderli. Ricordo un'ultima cosa, che l'intercettazione che spesso vediamo non è la chiacchierata, la telefonata fedele, è una sintesi di quella, per cui poi bisogna andare a vedere quello che accade realmente e poi, come nel mio caso, visto che parlo in veneto, anche la traduzione. Autonomia, Presidente, una nuova accelerata importante. Ma guarda, siamo davanti a un governo che sta rispettando gli impegni con i cittadini, e siccome l'autonomia parte dal Veneto e non solo da quel 22 ottobre 2017 ma molto prima. L'autonomia, il Veneto dice che in questi 5 anni dopo il referendum vedo che un governo che è lì da quasi 100 giorni è un governo che ha portato nella manovra finanziaria un articolo che obbliga la definizione del LEP. Adesso c'è la legge di attuazione a Palazzo Chigi, si dice che entrerà in Consiglio dei Ministri, questo è positivo visto e considerato che è esattamente il percorso che doveva fare questa legge. L'autonomia non è la secessione dei ricchi, l'autonomia non è una messa in discussione dell'unità nazionale e chi lo dice non legge le carte, non rispetta la Costituzione, ma soprattutto si dimentica che paesi che sono percepiti come grandi nazioni, penso agli Stati Uniti piuttosto che alla Germania, sono paesi federali. Presidente, continua questo assalto agli alberghi, oggi probabilmente si chiarirà anche questa del Miramonti, però se questo saldo ieri addirittura sembrava il gruppo Abramovic assalto di 6-7 alberghi. No, non ne so nulla di questo del gruppo, so che il sindaco oggi ha un incontro ancora con la prefettura, se non ho inteso male dalla chiacchierata che ho fatto anche stamattina rispetto a queste vicende. Cortina sta vivendo l'effetto delle Olimpiadi. Noi sapevamo e sarà un effetto sempre più evidente nelle Dolomiti. Siamo a 3 anni dalle Olimpiadi, esatti, 3 anni esatti, e posso garantire che quelle indagini delle università che ci dicono 1 miliardo di PIL, il miliardo di PIL viene fuori da tante attività che partiranno con le Olimpiadi. Gli alberghi sono sicuri? Ma guardi, il tema è che se gli alberghi sono aperti fino a prova contraria sono aperti perché rispettano le norme. E dopodiché io non ho notizie che i nostri imprenditori non siano inclini ad applicare la legge. Dopodiché se c'è qualcosa da mettere a norma penso che siano tutti a disposizione, però far passare l'idea che siamo tutti fuori norma decisamente no. Dopodiché se qualcuno ha degli aggiustamenti da fare li farà. L'Oval a Longarone o nel Veneto è possibile? È il sogno che abbiamo, questo ve lo dico, ve lo dichiaro, perché quando... è confermato che ho anche già indagato, ad esempio ho chiamato subito, ma io sono stato il primo a muoversi, ho chiamato subito Federico Bricolo, il presidente di Fiera di Verona, pensando addirittura a dei capannoni, perché ricordo che l'Oval è quello che in teoria non dovrebbe più fare a Baselga di Pinè, significa la pista di atletica fuori dal campo sportivo, fuori dal prato.
Quindi vuol dire avere un capannone così grande, senza colonne all'interno, che possa ospitare almeno 10.000 persone sugli spalti. Fiera Verona non c'è, dovremo demolire un bel po' di fiera per riuscire a farlo. Cerchiamo di capire, dopodiché vedremo anche quali sono le condizioni, perché se verrà trasferito e scopriamo che le condizioni sono anche che verrà finanziato, a quel punto ovvio che noi ci siamo. Presente un bilancio sui mondiali sono stati a Cortina, una bella prova per le Olimpiadi. Ma l'abbiamo già dimostrato con i campionati del mondo, peraltro, e l'abbiamo dimostrato con i mondiali, e noi abbiamo tutti i presupposti per fare una grande Olimpiade e penso che questi presupposti li si vedono quotidianamente. E vi posso garantire che quando le opere delle sedi, diciamo, di gara verranno ultimate, vedrete una Cortina che sarà totalmente cambiata rispetto alle venue sportive. Dopodiché c'è anche tutto il tema della viabilità sul quale stiamo lavorando ed è un tema che ci interessa da vicino. Prova ne sia che abbiamo già fatto una cabina di regia a Milano, ne avremo la prossima il 27 febbraio qui in Veneto. Ecco, le infrastrutture come hanno risposto questi giorni? Le infrastrutture rispondono ovviamente con la capacità di risposta che hanno, dopodiché, guardate, io sento spesso discorsi sulle code, su difficoltà di accesso, che le comprendo fino in fondo, anch'io le faccio le code, cioè non è che giro con lampeggiante supero le persone in coda, però dico una cosa, che penso di averlo girato un po' il mondo, non ho trovato posti dove tu arrivi e trovi il parcheggino pronto sulla porta d'ingresso. Cioè ci sono posti tanto rinomati nel mondo, forse qualcuno se li ha dimenticati, dove veramente ci vogliono ore per arrivare all'obiettivo. Lo dico perché sembra quasi che qui le code siano solo qui. Il che non vuol dire che giustifico le code. L'Oval Longarone resta un'ipotesi abbastanza seria o no? Al momento dobbiamo capire anche quali siano i presupposti, perché si finanzia, perché adesso Torino, quanto costa nella Torino? Perché nessuno ancora non ha capito. Allora, la nostra Francesca Bozza è ovviamente sul posto. Francesca, mi senti? Francesca ancora non mi sente, vediamo se riusciamo a ritornare per capire. Eccoci qua. Francesca, a te la parola. Eccoci, buongiorno a te, al Presidente. Sì, Cristian, immagino che abbiate sentito, siete riusciti a sentire gran parte delle parole del Presidente Zaia, lo ringraziamo perché qui il tempo non è dei migliori, ma insomma l'inaugurazione di un'opera fondamentale in un'arteria pericolosa, la sicurezza stradale, ce lo dicono le cronache, ha bisogno di risposte. Sì, questa è un'opera finanziata dalla provincia, c'è anche il Presidente Marcon, dal Comune e da Piave Servizi. Opere fondamentali, noi abbiamo iniziato qualche anno fa facendo quelle 450 rotatorie, io lo chiamai progetto rotatorie, e si iniziò proprio da questa infrastruttura con Fossa Merlo, la prima rotatoria della storia, e poi la seconda qui a Cimetta. Si completa un percorso, benvenga anche questo lavoro, perché ricordo che noi siamo passati da 220 morti all'anno di 20 anni fa, prima provincia d'Italia di mortalità, una cinquantina, sono ancora tanti, ci mancherebbe, però è pur vero che la messa in sicurezza della viabilità ci ha permesso comunque di abbassare e non avere più questo triste primato. Dall'altro dico che le strade non sono pericolose, le rendiamo noi pericolose, visto e considerato che ormai il 50% degli incidenti avviene per distrazione e una delle prime distrazioni è rappresentata dal telefonino. Questa non sarà l'unica inaugurazione in questa zona, perché già ci ha annunciato il sindaco, a breve ci sarà un altro taglio del nastro per un'opera complementare. Ma sì, ci sarà una bretella, noi stiamo lavorando, io spero che si riesca a far passare ad ANAS questa infrastruttura, stiamo lavorando per la pista ciclabile qui a Cimavilla e poi ancora messa in sicurezza, perché comunque è la sfida di avere strade in ordine e messe in sicurezza. Grazie. Cristian, ti restituisco la linea. Ho una domanda per te e per il Presidente, se puoi bloccarlo un attimo, perché c'è una notizia abbastanza... e se n'è andato, ok. No problem, perché Walter Aspetta un attimo, Onichini... Presidente, ti chiedo scusa. È stato scarcerato Walter Onichini, appena arrivata in redazione la notizia. È una bella notizia. È una storia che ci ha visto da vicino come veneti, e penso alla sua famiglia, immagino, come si può dire, la gioia, visto e considerato che è un dibattito che è iniziato un po' di tempo fa. Evito di riesumare tutta la vicenda, ho avuto modo anche di parlare con la signora Onichini, l'ho incontrata e devo dire che va tutta la mia vicinanza a questa famiglia.
Grazie Presidente. Grazie Francesca, siamo rigorosamente live e questo si capisce. Grazie davvero a te e Nicoletta Rizzetto. Vi ho dato la notizia in maniera poco canonica, quindi riavvolgo il nastro. È stato affidato ai servizi sociali, quindi è stato scarcerato Walter Onichini. Lo stanno riportando proprio in questo momento le principali agenzie, i principali quotidiani online. Questo è il Mattino di Padova. Il Tribunale di Sorveglianza ha concesso l'affidamento in prova al commerciante di carni in carcere dal settembre 2021 per aver sparato e ferito il ladro che era entrato in casa. Una vicenda umana, personale, che poi è diventata una vicenda politica. Oggi in qualche modo leitmotiv di questa prima edizione, ma di questa giornata in generale a nord-est, è la giustizia sostanzialmente. Fantuzzi, qual è il suo commento a questa vicenda? Fratelli d'Italia poi aveva partecipato, se non sbaglio, a diversi sit-in anche a Venezia, esatto, davanti al carcere e così via. Esatto, appunto il tema comunque anche della legittima difesa, no? È un tema che negli anni poi soprattutto si è sempre di più sviluppato, è un argomento che ha creato forte dibattito. Come ha detto giustamente il Presidente, siamo tutti contenti che la vicenda abbia avuto questo tipo di piega, proprio anche per una questione di vicinanza alla famiglia. Il sindaco Cappelletto, visto dal Partito Democratico, questa è una battaglia poi diventata anche politica. Questo è sbagliato, che le battaglie diventino politiche. Sicuramente possiamo pensare e unirci a quanto ha detto anche il governatore Zaia, una famiglia che si riunisce trova sicuramente un po' di serenità. Lo strascico procedurale anche di quello che è l'aspetto della giustizia, quant'altro, continueranno, avrà ancora il suo corso, però sicuramente aver potuto riunire una famiglia, soprattutto dobbiamo pensare, un ladro ti entra in casa, tu ti difendi e vai tu in galera. E abbiamo sentito, come diceva in altre occasioni, anche che coloro che hanno subito dopo devono magari anche pagare i danni di quello che era successo. Certo. Queste sono delle storture che la giustizia ha, purtroppo. Anche Nordio prima citava che l'innocente spesso paga, noi cerchiamo di essere, è imperfetta. Mi fa un po' specie vedere un autorevole esponente del Partito Democratico come lei che cita spesso Nordio, quindi significa guardi, io Nordio l'ho conosciuto, l'abbiamo anche ospitato a San Biagio di Callalta quale relatore di un suo libro, che ha scritto un libro, è una persona autorevole, vive qui e quindi facciamo di una dialettica di opinioni diverse anche fonte di ricchezza, non sempre coloro che stanno dall'altra parte dicono cose sbagliate, molto spesso ci si incontra perché quando parliamo della nostra società da sindaci cominciamo anche a capire che non ci sono colori politici, ci sono cose da fare e spesso volentieri auspichiamo sempre di trovare questo spirito, questo pragmatismo dettato, ma anche proprio portarlo sempre anche più in alto, perché abbiamo bisogno di dare questi messaggi al nostro tessuto del territorio, alla società. La società deve avere fiducia di coloro che amministrano, ecco perché torniamo che quando ci sono coloro che svolgono il ruolo di amministratori e poi commettono dei reati, è giusto che poi successivamente non possono mai più ritornare ad amministrare. Un pragmatismo dettato dalla quotidianità, Sindaco Fantuzzi, quindi a questo punto. Sicuramente la quotidianità ci spinge a essere molto pragmatici, ma come dicevo anche prima, la figura comunque di Carlo Nordio come Ministro della Giustizia è comunque una figura trasversale, al di là appunto poi delle idee politiche, no, e di prese di posizione che, come ben sappiamo, il Ministro Nordio ha avuto da sempre e da molti anni, però è comunque una persona stimata, una persona di grande autorevolezza e di grande competenza, quindi sicuramente è una figura che in questo senso, per il bene anche della giustizia e dei cittadini italiani, è una figura di garanzia. Io vi mostro le immagini che sono appena arrivate da parte dei vigili del fuoco, come sempre preziosissimi. È l'incidente di cui vi ho parlato in apertura di questa edizione ad Arsier, quindi siamo nel Basso Feltrino, provincia di Belluno, tra le province di Belluno e di Vicenza.
2 auto, uno scontro come vedete sulla strada statale del Grappa e del Passo Rolle, 4 feriti in gravi condizioni, sul posto i vigili del fuoco, ovviamente le forze dell'ordine e i tecnici dell'ANAS che hanno deviato il traffico. Ci sono stati dei disagi, come vedete la zona è innevata perché sta nevicando in maniera abbondante in tutta la zona. Siamo sostanzialmente in zona collinare, pedemontana, quindi 300-400 metri d'altezza. Diverse segnalazioni arrivano un po' da tutto il Feltrino e la Valbelluna. Io vi mostro adesso le parole, vi faccio sentire anzi le parole pronunciate ieri a Zero Branco dal sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Era ospite speciale della festa del radicchio, c'è stato questo gemellaggio tra Zero Branco e la città di Trieste che da domani ospiterà un'importantissima conferenza internazionale sull'area balcanica. Ci sarà probabilmente, c'è un comunicato diffuso da poco, anche il ministro agli esteri e vice premier Tajani. Sentite cosa ha detto ieri a riguardo di questa iniziativa, di questo vertice, il sindaco di Trieste Di Piazza, Zero Branco. Lo spirito di Trieste, cerchiamo di portare nei Balcani lo spirito di Trieste, firmiamo un documento che finalmente mettiamo pace, perché lì se ritiriamo le truppe purtroppo si sparano di nuovo. Allora dico, insieme possiamo lavorare per far sì che i Balcani entrino quanto prima in Europa e ovviamente non ci siano quei problemi che ci sono adesso. Queste le aspettative del sindaco Roberto Di Piazza in vista dell'importante evento in programma nel centro congressi del Porto Vecchio martedì e mercoledì prossimi. A Selecting Italy le regioni italiane si confronteranno sull'attrazione di investimenti esteri, ma sul tavolo ci sono obiettivi ambiziosi che riguardano i Balcani. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, che sarà al convegno martedì 24, ha parlato di rilanciare il ruolo dell'Italia in quell'area partendo proprio da Trieste, ponte naturale verso l'est, e allo stesso tempo accelerare l'integrazione della regione nell'Unione Europea. E il sindaco Di Piazza va anche oltre. Ma io vorrei tanto, ho parlato con il presidente Mattarella, portare, come ho portato a suo tempo Josipovic, Turco e Napolitano al 13 luglio del 2010, rifare la stessa cosa con i sindaci dei Balcani e con i presidenti dei Balcani, portarli a Trieste, ripeto, e fare un patto, un qualcosa di Trieste per i Balcani. Il sindaco ha parlato a margine della mostra del radicchio di Zero Branco in provincia di Treviso, dove è stato annunciato il gemellaggio tra i due comuni. Io spero che da oggi con queste zone cominciamo a lavorare anche per i ragazzi. Trieste offre molto, qui offre altrettanto, cercheremo col sindaco di metterci d'accordo e di portare i ragazzi di questa zona a Trieste e naturalmente quelli di Trieste in questa zona a vedere come si lavora e come si producono le cose. Così il sindaco di Trieste ieri a Zero Branco, tra l'altro un messaggio di pace che partirà da Trieste, proprio in questi minuti esce in ANSA questa notizia ucraina, la guerra sui bambini uccisi in 460 dall'inizio del conflitto, 915, quindi quasi 1000 quelli feriti. A diffondere il bilancio l'ufficio del procuratore generale di Kiev. Insomma, ci auguriamo tutti che da Trieste possa arrivare un messaggio per la pace. Grazie Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave, Fratelli d'Italia, e un pensiero a questa ragazza, alla 13enne investita. Speriamo di poter dare buone notizie. Assolutamente, grazie Alberto Capelletto, sindaco di San Biagio di Callalta, Partito Democratico. Noi entriamo in diretta alle 18:30 con il telegiornale regionale. Avete visto, i temi sono tantissimi, abbiamo seguito in diretta il ministro alla giustizia Carlo Nordio da Vicenza, dove ha incontrato l'ordine degli avvocati, ma non solo, i vertici della città. Avete visto poi questa maxi operazione relativa a dei lavori alla nuova casa di riposo di Santa Maria di Sala, coinvolti anche degli ex amministratori, dei manager di sanità pubblica, degli imprenditori anche noti, e poi Zaia, che è tornato sulla questione delle opere pubbliche Milano Cortina 2026, ha anche parlato e commentato in diretta con noi la notizia della scarcerazione
lacerazione del macellaio Walter Onichini, che quindi è affidato in prova e esce finalmente per alcuni, per tanti, dal carcere. Quindi alle 18:30 in studio. Vi ricordo il sondaggio di Ring questa sera con Ferdinando Avarino, torna alle 21:15, stop intercettazioni sui giornali, ha ragione Nordio, è il tema ovviamente di giornata. Con Ferdinando Avarino tra l'altro in studio ci saranno Marina Marchetto Aliprandi di Fratelli d'Italia, Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico, l'europarlamentare leghista Gian Antonio D'Are, Gianluca Schiavon di Rifondazione Comunista e poi ancora addirittura Riccardo Pittis, ex campione di basket, che presenterà ad Avarino il suo libro Lasciatemi perdere, e Arturo Lorenzoni, docente di economia dell'energia all'Università di Padova e non solo, che farà il suo consueto punto ormai sulle tematiche ambientali. Questa sera si parlerà delle case green, altro tema molto dibattuto in questi giorni. Allora, io vi lascio adesso ad Alice Montagnier, alla sua straordinaria A3, si occuperà dei benefici dell'ossigeno ozonoterapia nelle patologie neuro-ortopediche. Lo farà accanto ad Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Io ringrazio tutti voi per l'attenzione, ringrazio dalla regia Renato Capoi, Alberto Piovesan e Alberto Pivetta. Grazie davvero per l'attenzione. Il meteo, pubblicità e poi Montagnier. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia la presenza di una circolazione di bassa pressione, tempo instabile e aria fredda di origine artica. Il dettaglio di lunedì 23 gennaio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso con piogge al mattino sparse, poi via via più diffuse con il passare delle ore. A tratti saranno anche forti, non esclusa qualche debole nevicata fino a bassa quota. Prestare attenzione in montagna dove permane un marcato pericolo di valanghe. Temperature minime tra i -2 e i 3 gradi, in lieve aumento dunque, massime tra i 3 e i 6 gradi all'incirca. Spostiamoci sul Friuli Venezia e Giulia. Anche qui cielo coperto con precipitazioni localmente moderate, neve sui monti oltre i 500 metri di quota. Sulla costa soffierà bora forte. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sui 5-8 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo un aumento della nuvolosità e un peggioramento del tempo, con deboli precipitazioni diffuse e quota neve inizialmente molto bassa. Temperature minime intorno a -2, -1 grado, massime sui 4-5 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.